Quello che possiamo vedere in Dolomiti all'inizio della loro lunga storia sono i resti fossili di un ambiente particolare, che è un ambiente terrestre, un ambiente subaereo. Erano delle pianure alluvionali con dei fiumi, dei laghi, e attorno a questi corsi d'acqua c'erano evidentemente delle piante che erano abbastanza diverse da quelle di oggi, anche se qualcosa abbiamo, per esempio le araucarie, che troviamo ancora in Sud America e in Asia, in Estremo Oriente. E quindi queste piante hanno lasciato i loro resti fossili che vediamo su queste lastre. La più famosa di quelle che sono state trovate qui in Val Gardena ha preso proprio il nome da Ortisei e quindi è stata chiamata Ortiseia, ed è una conifera primitiva appunto collegata alle araucarie, di cui qui vediamo un bellissimo esempio, ma vediamo anche i coni, quindi i frutti di queste piante. La sedimentazione è però generale di quelle che poi i geologi hanno chiamato arenaria Val Gardena. Sono queste rocce rosse che sono proprio tipiche di tutta questa parte, ma che troviamo peraltro in tutte le Dolomiti. Arenaria non è nient'altro che una sabbia che si è cementata e quindi è diventata dura. È rossa in parte perché deriva dallo smantellamento dei porfidi che si erano deposti prima da queste rocce vulcaniche, e in parte perché era un ambiente molto caldo, probabilmente appunto abbastanza arido, e quindi c'era la tendenza ad arrossare un po' queste rocce. Quando le arenarie sono fini ci permettono di conservare ottimamente i resti delle piante, e non solo le foglie ma anche i legni, in cui spesso possiamo vedere addirittura la struttura cellulare, quindi una conservazione ottimale, ma soprattutto tenendo presente che nei pressi dei corsi d'acqua queste sabbie fini diventavano umide ma compatte. Gli animali che vivevano in mezzo a queste piane costiere hanno lasciato le loro impronte, le loro tracce, cioè camminando lasciavano le orme su questo sedimento molto fine e umido, che poi sono stati ricoperti. Abbiamo avuto la diagenesi, quindi i fanghi si sono trasformati in rocce, le sabbie si sono trasformate in roccia, in arenaria, e abbiamo avuto tutta questa successione. Le diverse orme ci dicono che c'erano diversi animali che vivevano lì. I ritrovamenti dei loro scheletri sono estremamente rari, praticamente non è mai stato trovato nulla, ma perché l'ambiente non era favorevole a questa conservazione. Via via che si procedeva nel tempo, si andava verso un ambiente più prossimo al mare. E questo è testimoniato anche dalla presenza di queste strutture sedimentarie, questi rippelmark, che testimoniano la presenza di 1 metro d'acqua, 2 metri d'acqua.